Buongiorno a tutti ragazzi, tutti quanti a volte siamo preoccupati per l'inversione dei poli magnetici, ma in realtà secondo me non ci sarebbe da preoccuparsi, anche perché è già accaduto 78 volte, quindi non sarebbe la prima volta che potrebbe accadere una cosa così. In effetti gli scienziati hanno trovato nelle rocce sedimentarie in Siberia che nell'arco, della vita del pianeta, i poli nord e sud si sono invertiti 78 volte, quindi in effetti ci sono stati un sacco di volte i cambiamenti del polo sud e del polo nord, quindi si sono invertiti tantissime volte. Questa è una ricerca che è stata fatta dall'Università di Parigi e dal Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica. Quindi loro hanno trovato, i sedimenti in Siberia e hanno provato le prove dell'inversione dei poli magnetici, nell'orientamento di due particelle, di due minerali, la magnetite e l'ematite, il cui, allineamento è rimasto intrappolato nelle rocce in modo permanente. Quindi nei tutti i campioni studiati i geologi hanno trovato addirittura 78 volte l'inversione di polarità avvenuta nell'arco di 3 milioni di anni. Quindi ragazzi, non è una cosa che diciamo non accade, no, accade come, anche se però devo dire la verità, non è collegata a nessuna estinzione di massa. Quindi non è vero che quando c'è il cambiamento l'inversione dei poli, come tutti quanti dicono, quando ci sarà l'inversione dei poli, terremoti, eruzioni, catastrofi, oppure si sposterà tutto l'asse terrestre, no. In effetti l'unico problema che avremo se ci sarebbe l'inversione, dei poli magnetici è che ci sarebbero problemi ai satelliti e reti elettriche che potrebbero essere bombardate da particelle solari e raggi cosmici, perché il campo magnetico, giustamente ragazzi, non fa più difficoltà a fare da scudo, quindi non c'è da preoccuparsi più di tanto. In effetti è come se prenderemmo più radiazioni noi, in effetti, a parte i satelliti e le apparecchiature, quindi saremo più esposti alle radiazioni, ma non è che verrà la fine del mondo come tante persone dicono, che fanno sempre catastrofi su catastrofi. Quindi l'inversione dei poli cambierà il mondo. No, no ragazzi, queste sono tutte proprio cose che fanno per fare visualizzazioni su YouTube, sui blog, per fare scalpore, ma non succederà nulla di tutto questo. Quindi è inutile fare tanto allarmismo quando poi in effetti poi non ce ne sta bisogno. Quindi è bello scrivere un articolo, la terra sarà bombardata da radiazione, tutti quanti a vedere sta cosa che hanno scritto questi youtubers, compreso il sottoscritto, che purtroppo per poche persone, io dico la verità quando dico che se il Vesuvio oppure i campi flegrei distruggeranno tutto e tutto, ma dico la verità. Quindi non posso dire che i campi flegrei distruggeranno solo Napoli, direi una bugia. Quindi anche se è vero lo dico. Quindi in effetti le notizie su YouTube, sui blog tendono proprio sempre a esagerare. Quindi questa notizia del campo magnetico non è come tutti quanti dicono, che quando ci sarà l'inversione dei poli sarà la fine della terra e i ghiacciai si sposteranno, e questi sono film ragazzi. Quindi al massimo faremo due radiazioni in più, è come fare un attacco in più, diciamo. Quindi è capitato già 78 volte, quindi che capita la 79esima volta non cambia nulla. Il problema saranno i satelliti e le reti elettriche che avranno problemi, questo sì. Forse potremmo perdere internet, la tv, queste cose qua, questo sì. Però non è che, come l'hanno descritto loro, che se il cambiamento dei poli
la Terra ruoterà più veloce, si fermerà, no, queste sono favole ragazzi. Quindi viene confermato da scienziati, diciamo, no della NASA stavolta, fortunatamente, no, proprio da geologi e tutt'altra storia, quindi da una ricerca francese che è stata pubblicata anche su un sito di scienze, diciamo, molto famoso francese e potete, come si chiama? Earth and Planetary Science Letters, quindi è un rivista inglese in effetti, quindi e si deve alla ricerca dell'Università di Parigi, sì, quindi in effetti l'hanno pubblicato su una rivista inglese, però la ricerca è francese, quindi è così ragazzi, quindi non sarà, se ci sarà l'inversione dei poli magnetici non ci sarà tutte quelle cose, le storie che ci hanno raccontato, quindi evitiamo di fare allarmismi, cambiamenti, eruzioni, terremoti, no ragazzi, già avvenuto in passato e non è successo nulla, l'unico problema è che lo scudo terrestre è più meno potente, quindi in effetti prenderemo più radiazioni, quindi è come se ci faremmo due tacchi in più. Problemi ci saranno con le comunicazioni, con i satelliti, questo sì, questo lo dicono già loro, in effetti ci sarebbe il problema proprio per tutti, diciamo, i satelliti, anche perché quando si sposta il nord e il sud, tutti gli strumenti che per l'aviazione, per le navi, cambia tutto in effetti, perché il nord poi si troverà a sud e il sud si troverà a nord, quindi ci sarà bisogno di fare tutto un aggiornamento completo per le direzioni, perché giustamente se prima il nord stava lì, poi lì ci sta il sud e viceversa, quindi tutta la bussola come vedete sarà capovolta in effetti, quindi tutte le imbarcazioni, gli aerei, tutte le rotte tracciabili sia aeree che marine devono essere tutte quante rifatte da capo, quindi questo è quello che potrebbe al massimo succedere, quindi normale che se un aereo deve andare a Parigi e deve andare in direzione nord, non andrà più a nord ma andrà a sud, quindi non si troverà a Parigi ma si troverà in un'altra parte, tanto per fare esempio, ma nulla di che. Però prima di allora credo che abbiano fatto già l'aggiornamento, non credo che fanno partire l'aereo senza un aggiornamento. Quindi in effetti già si sta spostando un po' alla volta, quindi non è che sto cambiamento è rapido, voglio dire io, in effetti quello si sposta, ultimamente avevo letto più 30 centimetri all'anno più o meno, quindi non è che si sposta, domani stiamo qua a sud e domani stiamo a nord, no, è una cosa che va per anno, quindi ci vogliono centinaia di anni per fare diciamo un'inversione, diciamo così. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata e buona domenica a tutti. Ci sentiamo.